La quarta linea dell'inceneritore di Padova si farà nonostante il comune abbia detto di no. Questo perché ieri la conferenza dei servizi ha approvato il progetto dell'azienda proponente Est Ambiente, con il voto contrario però proprio dell'amministrazione comunale di Padova. Non è bastata quindi la mobilitazione popolare né le perplessità del comune guidato da Sergio Giordani e il voto contrario espresso proprio in conferenza dei servizi dall'assessore all'ambiente del comune capoluogo Euganeo. Il progetto di Estambiente per la costruzione di una quarta linea dell'inceneritore di San Lazzaro ha superato anche l'ultimo ostacolo dell'iter autorizzatorio, con l'ok in conferenza dei servizi, e quindi in bocca il rettilineo finale, quello che dovrebbe condurre fra un anno esatto all'apertura del cantiere e nel 2025 all'accensione di un nuovo forno, la quarta linea appunto, che dovrebbe sostituire le prime due ormai obsolete. Io sono Jack Calcetto, questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Da lunedì a venerdì una rassegna stampa con tutte le notizie più importanti e più interessanti dal territorio regionale e non solo. Oggi è il 7 dicembre 2021 e la prima notizia di oggi riguarda appunto la gestione dei rifiuti e in particolare il progetto da circa 105 milioni di euro di Estambiente, l'azienda che gestisce l'inceneritore di Padova, che vuole costruire e a questo punto costruirà una nuova linea di incenerimento, la quarta, con una potenzialità di circa 300 tonnellate al giorno, per mandare in pensione la prima e la seconda linea, ciascuna da 150 tonnellate al giorno. Si tratta di linee vecchie di oltre mezzo secolo e appunto inefficienti. Leggiamo l'articolo di Cristiano Cadoni sul Mattino di Padova di oggi. Ci sono tutte le cifre appunto sulle tonnellate autorizzate dalla conferenza dei servizi, che ha accolto le prescrizioni del Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale e quindi ha deciso che l'impianto dovrà passare dalle 245.000 tonnellate l'anno attuali, dovrà ridurre di 25.000 tonnellate. Va pur detto che attualmente l'impianto non raggiunge la soglia, diciamo, autorizzata delle 245.000, ma brucia non più di 150-160.000 tonnellate annue. Insomma, in ogni caso la conferenza dei servizi ha approvato la quarta linea accogliendo le prescrizioni del Comitato Tecnico Regionale in sede di VIA, e quindi la riduzione della portata dell'impianto, lo stop alla introduzione del percolato liquido con i PFAS nei forni, e quindi lo smaltimento dei rifiuti, diciamo, delle sostanze perfluoroalchiliche che hanno inquinato larga parte del Vicentino, del Veronese e del Padovano. Un'altra prescrizione è l'adeguamento dell'impianto alle tecnologie più all'avanguardia, la produzione del calore per il teleriscaldamento a beneficio del nuovo ospedale di Padova che verrà realizzato proprio a Padova Est, e uno studio epidemiologico ambientale per escludere il verificarsi nel tempo di effetti anche sanitari. Ed è stato inoltre escluso che l'impianto possa bruciare rifiuti diversi da quelli urbani. Vediamo i commenti a questa decisione e in particolare come mai il comune di Padova si è espresso contro questa nuova quarta linea dell'inceneritore. Non c'è alcuna garanzia sul fatto che Padova non si faccia carico dei rifiuti di altre province, e questo è il tema più critico. Sono le parole di Sergio Giordani, che così ha motivato il no della sua amministrazione, dicendo: è impossibile dare parere positivo a un impianto che non sappiamo per quanti territori dovrà provvedere alla termovalorizzazione. In ogni caso l'amministrazione rivendica tutti i risultati ottenuti, come l'abbandono dell'assurda previsione di bruciare i fanghi con i PFAS e appunto di essersi schierata chiaramente dalla parte della tutela del territorio, dei cittadini e della loro salute. Ricordiamo appunto la previsione di uno studio epidemiologico ambientale. I comitati dei cittadini in ogni caso preannunciano la possibilità di un ricorso al TAR.
Un'altra dichiarazione del sindaco Giordani si leggeva e si legge ancora sul sito del Mattino di Padova, in cui appunto il sindaco spiega le ragioni di nuovo della sua contrarietà a questo progetto, dicendo che Padova non vuole bruciare i rifiuti di mezzo Veneto come primo punto, come già abbiamo letto anche sul cartaceo, sul quotidiano di oggi, ma anche, dice il sindaco, ha detto ieri il sindaco, non sono contrario ai termovalorizzatori, ma la nostra amministrazione ha condotto in questi mesi una battaglia seria e rigorosa per migliori condizioni per la città su vari punti chiave del progetto di Est Ambiente, e oggi appunto abbiamo espresso parere contrario. Insomma, nonostante i passi avanti significativi ottenuti in sede di valutazione di impatto ambientale, che il sindaco rivendica come risultato del lavoro dell'amministrazione comunale, resta tuttavia critico per Giordani e non consente di dare nessun via libera a scatola chiusa la totale indeterminatezza, o comunque l'indeterminatezza che c'è ancora sul piano dei rifiuti regionale. Questo è il nodo. Ad oggi, ha detto ieri Giordani, non c'è nessuna garanzia certa di come la regione immagini la distribuzione dello smaltimento su base territoriale, e quindi non vogliamo correre il rischio di trovarci a bruciare i rifiuti di tutto il Veneto. È questo in sostanza il senso delle parole di Giordani, che sottolinea che la giunta regionale ha adottato il nuovo piano dei rifiuti, seppur con qualche ritardo, va detto, ma comunque, sottolinea Giordani, manca ancora appunto un lungo percorso per la sua approvazione. Perciò finché la regione non ha le idee chiare, sicuramente Padova non firma cambiali in bianco. Questo è un po' il messaggio dell'amministrazione di Padova e del sindaco Sergio Giordani alla regione guidata dal presidente della giunta regionale Luca Zaia. Questa era la prima notizia di oggi da Padova. Ci spostiamo invece nel veneziano a Santa Maria di Sala per parlare di lavoro che purtroppo se ne va e lascia il nostro territorio, lascia il Veneto. Parliamo della Speedline, l'azienda che conferma la chiusura dell'impianto di Santa Maria di Sala nel 2022, lasciando a casa quindi oltre 600 lavoratori. È sciopero. CISL e CGIL parlano di una situazione inaccettabile e incomprensibile. L'azienda, che realizza cerchi in lega, delocalizza, quindi chiude l'impianto per trasferire la produzione da un'altra parte, e si giustifica parlando di costi di produzione eccessivi. Leggiamo il pezzo sulla Nuova Venezia di oggi. Il titoletto è Tensione a Santa Maria di Sala. Nell'articolo il giornalista Alessandro Ragazzo elenca anche una serie di numeri, e quindi li leggiamo: 605 i dipendenti diretti, quindi lavoratori alle dirette dipendenze che lavorano nello stabilimento della Speedline di Santa Maria di Sala, che ora rischiano il posto a causa della decisione aziendale. Sono operai, sono tecnici e amministrativi. 750 però sono i lavoratori che gravitano attorno al sito produttivo, contando anche l'indotto. Altro numero chiave è ovviamente il 2022, e cioè entro la fine del prossimo anno la direzione ha annunciato di voler delocalizzare la produzione tra Polonia e Germania, giustificandosi con costi di produzione troppo elevati negli ultimi 2 anni, e già 2 sono i turni che i lavoratori hanno fatto saltare con lo sciopero che è stato indetto al termine dell'assemblea di ieri e che durerà è durato fino a questa mattina alle 6. Una scelta inaccettabile e incomprensibile, scrivono la FIOM CGIL e la FIM CISL in un comunicato. I giorni sono caldi, la situazione è fluida, leggiamo nel pezzo, e la sensazione è che la partita sarà lunga, molto lunga. Siamo disponibili a discutere di un nuovo piano industriale o di qualsiasi prospettiva che implichi il mantenimento di tutti i posti di lavoro nel sito salese, dicono i sindacati. Nel frattempo sfila la rabbia lungo la Noalese e la ditta consegna i panettoni. Questo è l'altro titolo del pezzo, diciamo, di contesto, con anche le dichiarazioni di alcuni lavoratori nella pagina a fianco. Insomma, sembra di essere di fronte a una sorta di GNK in versione veneta. E proprio della serata di ieri, tra l'altro, è la notizia della decisione del sindacato CGIL e UIL di convocare lo sciopero generale a livello nazionale per il prossimo 16 dicembre. Le ragioni dei sindacati
sono legate alla manovra di bilancio che è considerata insufficiente. CGIL e UIL presentano una piattaforma, una controproposta dedicata ai precari, ai giovani, ai pensionati, alle proposte sul fisco, ovviamente per il lavoro e per la modifica della legge di bilancio. Insomma, il 16 dicembre sarà sciopero generale nazionale. Ma proseguiamo con le notizie di oggi e ci spostiamo a Treviso, o meglio nella Marca trevigiana, dove ieri è stata una giornata abbastanza complessa per quanto riguarda la gestione e il contrasto alla diffusione della pandemia Covid-19. Tamponi esauriti, code di 6 ore. Si è registrato un nuovo picco di contagi, al punto tamponi in dogana sono arrivati anche da quello di Altivole dei pazienti, diciamo. Erano terminate le provette per i test rapidi, ci sono proteste delle famiglie, l'ULSS dice, giustifica e dice non abbiamo personale a sufficienza per fare le corsie preferenziali per i bambini e il direttore generale della sanità trevigiana fa un nuovo appello alle farmacie. Sono i titoli del Gazzettino di oggi sulla sezione di Treviso. Il pezzo è firmato da Mauro Favaro e ce n'è un altro di Maria Elena Pattaro. Altivole nel caos, arrivano anche i carabinieri, oggi l'ULSS riapre il melo di un altro punto tamponi, quindi insomma una situazione critica, serpentoni di auto di 3 chilometri, c'è stato anche un appello della sindaca ieri sui social Altivole che ha avvisato i cittadini che il punto di tamponi era già saturo, di non andarci. Insomma, una gestione non semplice di questa quarta ondata e la sanità sotto pressione con i conseguenti disagi per naturalmente i cittadini. Nel frattempo la previsione dei contagi in aumento fino a Natale e c'è il rischio di altri tagli nelle prestazioni erogate dagli ospedali, quindi saremo costretti, se superiamo quota 300 ricoveri, dice sempre il direttore generale della sanità trevigiana, a ridurre le attività ordinarie e gli interventi non urgenti. Questa ovviamente non è una situazione che riguarda solo Treviso, ma tutto il territorio regionale e tutte le ULSS del Veneto. Torniamo a Padova rapidamente, dove sai benissimo che la ULSS 6 Euganea è stata hackerata, ne abbiamo parlato mi pare ieri, nella puntata di ieri di Sveglia Veneto. La notizia di oggi è che potrebbe volerci almeno un altro mese all'ULSS 6 per tornare completamente a regime dopo l'incursione degli hacker, appunto dello scorso 3 dicembre, che hanno attaccato la rete informatica con il blocco quasi totale dei servizi sociosanitari, da quelli ospedalieri a quelli ambulatoriali, quindi disagi gravissimi, confermate tutte le criticità, si procede con un ripristino per priorità, ma appunto la notizia è che forse ci vorrà addirittura un mese. E chiaramente questa situazione dell'ULSS Euganea ha comportato un aggravio delle richieste di tamponi nell'azienda ospedaliera sanitaria. La fortuna di Padova è che oltre all'ULSS ha anche un'azienda sanitaria universitaria. E naturalmente l'attività del laboratorio di Schiavonia dell'ULSS è congelata a causa dell'attacco hacker e quindi tutta l'attività si sposta verso l'azienda universitaria che è già sotto pressione. Insomma, probabilmente non ci voleva anche questo attacco hacker a rendere ancora più difficile il contrasto a questa quarta ondata Covid e a mettere ancora più sotto pressione la sanità padovana, che poi è fatta di persone, di lavoratori che ogni mattina chiaramente da 2 anni si trovano a lavorare in condizioni di stress inimmaginabile, non solo ogni mattina a dire il vero, ma tutta la giornata e anche le notti. Proseguiamo con le brevi, o meglio le notizie flash della giornata di oggi, e quindi abbiamo Miss Italia a Venezia, non più a Jesolo, ma non più diciamo dal vivo, bensì in streaming sulla piattaforma Hot Elbits Live e così insomma la decisione del concorso di bellezza più famoso d'Italia.
Sempre, diciamo, parlando di spettacolo, Sanremo Giovani su Rai 1, c'è la padovana Littamè e sul Gazzettino di oggi abbiamo un'intervista appunto a Littamè, che ha mantenuto il cognome, diciamo, nel suo nome d'arte, la ragazza di Terrassa Padovana, selezionata tra le 4 finaliste di Area Sanremo, che parteciperà appunto a Sanremo Giovani il 15 dicembre in onda su Rai 1 con la sua canzone Cazzo avete da guardare. E appunto nell'intervista firmata da Paolo Braghetto, Littamè dice che i suoi modelli sono i Coldplay, Rihanna e Adele e spero che la musica diventi la mia vita, dice Littamè. Allora in bocca al lupo per la finale di Sanremo Giovani. A Verona Paolo Berizzi, inviato di Repubblica, sotto scorta per minacce fasciste, riesce finalmente a presentare il suo libro che parla proprio di Verona. Il titolo è Gradita la camicia nera, Verona città laboratorio dell'estrema destra tra Italia e Europa, e dice sono riuscito, anche qua abbiamo un'intervista stavolta sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi, sono riuscito a presentare il mio libro a Verona solo grazie a Maurizio Landini, segretario generale della CGIL. Anche lui, dice Berizzi, ha subito un attacco squadrista e il riferimento è ovviamente all'attacco squadrista eversivo da parte dei neofascisti di Forza Nuova che si è verificato circa 2 mesi fa durante la manifestazione a Roma, in cui sfilavano anche, diciamo, i cosiddetti Novax. L'appuntamento per la presentazione del libro di Berizzi è mercoledì prossimo alle 20:30 nel Teatro Santissima Trinità e l'iniziativa appunto è organizzata da CGIL e ANPI, per dire, a dire la verità ci sarà anche Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale dell'ANPI, assieme appunto a Maurizio Landini, segretario generale della CGIL. A Vicenza infine partono i lavori al villaggio americano, al villaggio dei soldati USA, 366 milioni di dollari di investimento. Sarà un maxi cantiere che porterà alla costruzione di 478 nuove abitazioni, la più grande operazione immobiliare all'estero degli Stati Uniti, ed è a Vicenza e ci sono naturalmente dei problemi e dei disagi che riguardano soprattutto la mobilità. Il via vai dei camion potrebbe verosimilmente creare disagi in una città già sotto stress. Se le prescrizioni in tema di viabilità del comune di Vicenza riusciranno nel loro intento è ancora presto per dirlo, lo scrive Federico Murzio sulle pagine del Corriere del Veneto, edizione di Vicenza di oggi. E questa era l'ultima notizia del giorno. Hai ascoltato Sveglia Veneto. Oggi è martedì 7 dicembre 2021, io sono Jack Calcetto e ti auguro una buona giornata.